Con Giovanni Bovo al termine del derby con il Trissino, si sapeva sarebbe stata una partita tosta, difficile per il Valdagno. Oggi forse c'è stato troppo Trissino, nonostante la vostra prestazione generosa. Sì, buonasera a tutti. Siamo partiti bene nel primo tempo, abbiamo giocato anche bene in difesa tutto sommato. Dopo si sa che il Trissino in casa soprattutto è difficilissimo portare via punti. Comunque noi abbiamo fatto la prima parte bene anche in difesa, eravamo anche freschi, dopo si sa che nel secondo tempo è tutta un'altra partita. Noi secondo me verso la fine abbiamo un po' mollato, però il risultato è quel che è, mi fa male, però va bene, dai, guardiamo la prossima partita. A che punto siete nel percorso di ricerca del Valdagno migliore che vi può portare a raggiungere i vostri obiettivi? No, sicuramente c'è ancora tanto da lavorare, abbiamo potenziale, siamo tutti giovani e secondo me siamo al 60%, possiamo ancora fare tantissimo allenandosi ogni giorno e dopo vediamo, sabato abbiamo la partita contro la Venden in Coppa e dopo avanti col campionato. Una battuta la facciamo per il pubblico che ha dato vita a una bella partita anche sugli spalti. Avete ricevuto l'abbraccio del pubblico di Valdagno nonostante la sconfitta, un bel segnale per voi. Sì, no, e le tifoserie, ambe le parti sono state favolose, soprattutto le brigate che sono venute in tantissimi qua fino a Valdagno per tifarci e peccato, mi scuso con loro per aver preso insomma 8 gol e per non aver segnato 0 gol, però vabbè, questo qua è l'hockey e comunque bravi anche tifoserie, bravi tutti quanti. Ringraziamo Giovanni Bovo, in bocca al lupo al Valdagno.